Vabbè, lui non la ricorda, però io rivivo tante emozioni con History Repeating dei Propellerheads. Chissà se la stessa cosa succede anche a qualcuno o a qualcuna dei nostri ascoltatori e o ascoltatrici che abbiamo in linea. Buongiorno. Sì, buongiorno. Che piacere sentirla. L'andare degli occhi, l'andare del cuore. È vero, signor. Certo, non è che lei mi rusciere più niente, non mi chiama, non mi cerca. Ma signor, ma lei non mi ha mai dato il suo numero telefonico? Meno male che non ce l'ho dato, perché lei mi pare un poco maniaco. No, perché guarda che chiede telefono di notte. No. Lei quando si ubriaca non capisce niente, secondo me. Come sta? Ma sto abbastanza bene. Questa notte ho avuto un incubo, però adesso è passato. Me ne parlasse, guarda, io quando mangio pesante penso di tutto, pensando. Per esempio? Come casca ignasso da un godo. No, pericolosissimo. Cose da impazzire. Io non mi ho fatta sentire in questi giorni. Come mai? Perché abbiamo stati impegnati con Ignazio. Che è successo? Stiamo facendo la squadra di pallone. Ma davvero? Sì, abbiamo il campionato. Fantastico. Sì, la San Giorgese. Già, me ne aveva parlato tempo fa. Sì, la San Giorgese, stiamo facendo queste... Mi sente? Sì, certo che la sento. Questa squadra è bellissima. Bellissima. Meravigliosa. Ora siamo sul mercato, stiamo comprando, abbiamo già preso il portiere. Sì. Si chiama Buffone. Sì. Lo conosci? No, però non mi ispira molta serietà questo portiere, sa? È un grande portiere, si chiama Buffone. Tanto quando ci sono i gol avversari, questo non si offende, capisci? Capito. Dicono Buffone, non si offende. Poi anzi, abbiamo il primo difensore, si chiama Cannavazzo. Conosce Cannavazzo lei? Sì, come no, certo. Io appena c'è l'attaccante che si ingugna, io sai andare a te Cannavazzo, io non siamo più. Devo fare tutte le punizioni. Hai capito. E poi abbiamo preso due fratelli gemelli nani. Ah, bene. Filippo e Melo. Sì, bene. Si chiamano Filippo e Melo, sono due fratelli gemelli che hanno un'autorizzazione particolare per giocare sotto noi come se fossero uno. Cioè? Infatti c'hanno un numero 11, 1 e 1. Anche perché sono un po' spirri, la cantano. Ho capito. Filippo e Melo che giocano uno sopra l'altro. Ah, bene. Sono due nani. Insomma. E poi abbiamo il regista della squadra. Bene, quello che porta la fascia del capitano. Si chiama? Don Piero. Ah, Don Piero. Don Piero, che è un parrino della parrocchia. Però non è parrino per davvero, è un parrino abusivo. Ma non lo dica, signora! È un parrino abusivo. Ma non lo dica! Come era disoccupato? Non ma vabbè! Si accattava una tonaca da chilo dei costumi di carnevale. Don Piero e basta. Allora, abbiamo detto regista, fantasista e tutto quello che vuoi. Don Piero. Io cominciamo a fare un chierichetto. Signora, ascolta. Ma non lo dica. Vero. Don Piero, che appunto diceva il sacerdote di zona. Sì. Poi abbiamo lo straniero. Sì. Uno straniero che si chiama Terremoto. L'oriundo. Sì, no, quello oriundo, io giapponese. Terremoto si chiama. Ah, Terremoto. Si chiama Takayuki Kikiyaki Terremoto. Per caso fa il muratore questo? No, questo non lo so, io uno. Terremoto, quando tira una bomba io sto come avere una cosa terribile. Il giapponese con gli occhi a mando, l'originale, Ah, certo. L'originale, si pare che è cinese. No. Cioè, se è giapponese. Terremoto si chiama. Non può essere cinese. E poi abbiamo il secondo portiere che si chiama Franco Fedivivo. Franco Fedivivo. Ah, bene. Franco Fedivivo è uno che non suonava mai. Così un altro mettiamo un botto, se stiamo vedendo già 1-0, lo amo a Buffone, mettiamo Franco Fedivivo e questo l'attaccante tirano tutto da fuori aria, perché non si arrisca nudo. Perché Fedivivo nessuno, non entra nessuno, veramente, perché Fedivivo. Lei è tremenda, signora. Una volta l'arbitro per ammonirlo lo punivo con l'SMS, per non si avvicinare, proprio di vicino, ci mandava un messaggio e ti disse sei ammonito. E dicevo, non un cartellino giallo, un cartoncino giallo. Del mio soppressattato, ci vicino da lontano. Per non si avvicinare. Poverino però, non è giusto. Sì. Poi c'è un giocatore che non gioca mai, poverino, non gioca mai perché chi studiava sempre camorrie sue. Sì. Si chiama Marchisio. Non gioca mai perché c'ha le sue cose. È difficile che può giocare, non può. Signora, questa secondo me l'abbiamo capita a 4 eletti, però va bene così. Ma vero. Ci credo. No, veramente. Che l'abbiamo capita a 4 eletti. Quelli che leggevano Blitz negli anni 70. Poi che è da ridere, scusi, io non ci No. Mi pare un poco spiritoso oggi, no, per carità. Poi abbiamo un giocatore che dall'ultimamente non ha avuto problemi, anche lui non può giocare, ma stiamo aspettando che torna, che è uno un po' ammarazzato, insomma. Sì. Un po' ammarazzato, lui che si chiama Marrazio. Attenzione. Che è uno un po' ammarazzato, mischino, perché... Che problemi ha avuto, scusa? Improvvisamente, perché si inganda, no? Si blocca, si inganda, resta con l'occhio spalancati, è tipo che cade in tranza, capito? È ammarazzato completo. L'allenatore è un Sonino Armeligno che è fortissimo veramente, Sì. Sonino Armeligno che lui giocava terzino. Sì. Una volta, mentre che c'era una rimessa, e ci abbolava Armeligno e chiappava uno nella cuffia avversaria. Una cosa terribile, infatti l'hanno squalificato in vita.
Non soltanto facciamo pallone e ci metteva a Meligno e c'eravamo, lo veramente ce lo sapete. No, ci credo, per carità. Eravamo andati a tribuna e furono noi che ponte che picchiavo, ma noi che picchiavo io che angacchiavo andavo a fronte nella tribuna. Ora nelle prossime settimane ci faccio sapere come vanno le partite, perché ora cominciano le partite. Grazie signore. Abbiamo anche il nostro cronista personale. Davvero, davvero, bene. Ci faccio sapere, va bene? Bene, la saluto. Allora, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Speriamo che il lupo se ne va virente. Grazie signora, grazie.